vi ringraziamo di essere qui e di avere la pazienza di ascoltarci anche questa sera e sarò molto breve perché magari così abbiamo un po' più di tempo per i nostri interventi e se poi voi avete delle domande. La Micaela ci teneva a farvi gli auguri di Pasqua a nome di tutte quante noi, che sia una Pasqua serena per tutti. C'è il 23 la marcia per l'hospice pediatrico, ma trovate tutto nella pagina del Cantiere delle Donne. E stasera abbiamo un argomento che vogliamo considerare da più punti di vista, ma che in realtà verte sul passaggio generazionale, ovvero su che cosa possiamo sapere, magari che cosa possiamo imparare di nuovo per tutelarci per quando non ci saremo più noi, ma comunque insomma con conoscenza di quello che possiamo fare. È anche questa sera un intervento interdisciplinare, nel senso che abbiamo competenze e angoli dei punti di vista diversi. Le relatrici, adesso vado così e dico Roberta Sgreva, che è anche la curatrice di tutta questa iniziativa e quindi ormai forse la conoscete. Poi dopo abbiamo la Marina Galbussera, che è qui. Marisa, scusami, la Marisa, spesso senza occhiali, no? E la Chiara Vedei, ometto i titoli perché tanto siamo tra amiche e quindi poi casomai ci presentiamo. Ecco, è arrivata anche Manuela Lobuono, che è l'altra relatrice, e quindi io adesso, senza togliervi tempo, lascio la parola alla dottoressa Galbussera, che inizia con il suo intervento. Allora, buonasera a tutte e a tutti naturalmente, e ringrazio moltissimo per questo interessante incontro di questa sera, ma che si inserisce in un percorso più ampio che ho avuto modo di seguire seppure da casa e che trovo davvero interessante proprio per l'applicazione su diversi livelli. Allora, questa sera vi parlerò di un tema che, diciamo così, non mette esattamente sempre di buon umore, ma è un po' l'argomento che fa da traino alla questione del passaggio generazionale di cui ovviamente le relatrici che mi seguiranno parleranno da angolature diverse, no? E di solito quando si parla di passaggio generazionale bisogna in qualche maniera che ciascuno di noi nel momento in cui ci pensa metta in conto la propria scomparsa, altrimenti non è possibile, no, fare i conti con questo argomento. Ecco perché io mi occupo di psicanalisi, faccio la psicanalista a Padova, sono membro dell'Ordine degli Psicologi del Veneto e mi occuperò un pochino questa sera di rispondere alla domanda del perché facciamo fatica a pensare alla nostra morte. Si vis vitam para mortem, se vuoi sopportare la vita, disponiti ad accettare la morte, scriveva Freud ancora nel 1915 in uno scritto molto famoso dal titolo Caducità, e volendo con questa espressione riferirsi alle illusioni che aiutano a vivere, ma anche ad una meditazione proprio sul significato profondo del morire nello psichismo umano. E per l'inconscio, ci dice Freud, per lo psichismo umano appunto, la morte è inconcepibile, cioè noi non siamo programmati per morire in realtà. E vi cito alcuni passaggi di questo scritto perché li trovo molto semplici e ci aiutano nella riflessione di questa sera. È un testo datato naturalmente del 1915 che Freud scrisse in concomitanza con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale e proprio in quel periodo le sue riflessioni sull'argomento erano, come dire, molto cogenti, no? Riguardanti sia il concetto di morte che il concetto di guerra, che ahimè anche oggi noi stiamo vivendo. Speriamo che non sia un'altra guerra mondiale come quella del 15 naturalmente, e che però ci interpella personalmente. Scrive Freud in questo piccolo scritto: in verità è impossibile per noi raffigurarci la nostra stessa morte e ogni volta che cerchiamo di farlo possiamo constatare che in effetti continuiamo ad essere ancora presenti come spettatori.
Perciò la scuola psicanalitica ha potuto anche affermare che non c'è nessuno che in fondo creda alla propria morte, o, detto in altre parole, che nel suo inconscio ognuno di noi è convinto della propria immortalità. È un passo molto preciso e possiamo trarre da questa osservazione di Freud, peraltro devo dire in tanti anni di esperienza clinica trovo verissima, l'ho constato continuamente ascoltando le persone che vengono a trovarmi per fare delle sedute, e sto parlando anche di persone che hanno a che fare costantemente con l'idea della morte, medici piuttosto che sacerdoti, piuttosto che infermieri, no? Che quindi la morte la vedono costantemente. Ciò che ci dice Freud è: noi non possiamo ammettere la nostra finitudine, in base ad una sorta di principio di onnipotenza. Il nostro io, cioè, non ammette la sua fine. Siamo però disposti, attenzione, qua la parte tra virgolette divertente, ad ammettere la morte degli altri. La guerra, per esempio, quasi sempre viene decisa da persone che non vanno direttamente sul campo di battaglia, no? Quindi rappresentarsi la morte degli altri è per noi molto più semplice che non riflettere e pensare realmente alla nostra. La morte, in altri termini, rappresenta per l'essere umano il punto, diciamo così, come lo definisce Freud, di castrazione estremo, il limite dei limiti. E, pensandoci bene, la morte è anche l'unico evento della nostra vita davvero democratico. Per quanto noi ricchi e potenti possiamo diventare, nessuna illusione narcisistica, se non in quanto illusione appunto, può sopravvivere alla possibilità dell'estremo saluto. Quindi dinanzi alla morte non esiste più alcun io. Non solo, la necessità ineluttabile della morte si combina con la sua contingenza imprevedibile. Che cosa vuol dire? La nostra vita finirà sicuramente nelle braccia della morte, ma nessuno di noi può sapere quando. Quindi l'evento della morte è certo e incerto nello stesso tempo. È una delle ragioni, come scriveva Heidegger, che definisce l'angoscia come punto di appoggio della condizione effettiva fondamentale dell'essere umano, no? Dell'essere umano che invece riesce in qualche maniera a confrontarsi. Quindi in questo scritto che vi ho mostrato di Freud, il padre della psicanalisi si chiede perché gli uomini però si comportino come se per esempio andare in guerra non fosse tutto sommato un problema. In altri termini si chiede perché il genere umano è così assurdo e così stupido, permettetemi, da innescare una guerra producendo appunto migliaia di morti ammazzati. E la sua risposta, piuttosto sconsolata, è la seguente. Noi tutti ci comportiamo come l'uomo primitivo. Sotto questo riguardo, scrive Freud, come sotto molti altri del resto, l'uomo preistorico continua a vivere inalterato nel nostro inconscio. Il nostro inconscio non crede dunque alla propria morte, si comporta come se fosse immortale. Ed è per questo, appunto, dice che si fanno le guerre con tanta facilità. Ciò che chiamiamo inconscio, gli strati più profondi della nostra psiche, che sono fatti di pulsioni, molti pulsionali, non conosce il negativo, cioè non conosce la negazione. Nell'inconscio, dice Freud, non esiste il non. E gli opposti, infatti, nell'inconscio coincidono, quindi neppure la negazione dell'essere, quindi la propria morte, alla quale si può dare soltanto un contenuto negativo. La credenza nella morte non trova in noi alcuna rispondenza pulsionale, cioè non ci piace morire, ci dice Freud, probabilmente voi dite era già intuitivo, no? Però non è così scontato. Quindi il nostro inconscio, dice Freud, uccide anche per delle piccolezze. Quando usiamo le espressioni che la morte lo colga o mandiamo va a morire ammazzato, no? Queste espressioni
mettono in evidenza che il nostro inconscio ha dei moti pulsionali aggressivi che fantasticano spesso la morte dell'altro, non solo i bambini ma anche noi adulti. E in qualche modo l'inconscio funziona un po' secondo l'antica legislazione ateniese di Dracone, che non conosce per i delitti altra pena che la morte stessa. E questa con una certa conseguenzialità logica, dato che ogni torto che viene recato al nostro io diventa una sorta di crimen lesa maiestatis, cioè di crimine contro il nostro io. No? Quindi anche noi, considerati in base ai nostri inconsci moti di desiderio, non siamo che, ci dice Freud, come gli uomini primordiali, cioè una espressione molto simpatica, masnada di assassini. Quindi quello che ci dice il padre della psicanalisi è che per la maggior parte del tempo noi consideriamo a pensare alla morte come l'eliminazione del rivale, cioè alla morte dell'altro e non alla nostra. E non siamo, appunto, come abbiamo detto, programmati per pensare alla nostra fine. E la cosa, ed è per questo che alla fine dello scritto di cui vi parlavo, Freud scrive questa cosa: sopportare la vita, questo è pur sempre il primo dovere di ogni vivente. L'illusione perde ogni valore se ci intralcia in questo. Ciò che Freud ci dice con questa frase criptica, per certi versi, è che noi non possiamo sopportare la vita se non accettiamo anche di morire. Per fare un esempio, tutte le forme psicopatologiche, cioè quelle che banalmente alcuni chiamerebbero per esempio malattie mentali, ma dalla nevrosi, dalla più semplice fobia fino alle dipendenze patologiche, fino alle psicosi vere e proprie, schizofrenia o paranoia, sono dei modi per rigettare questo punto di castrazione estrema che è la finitudine, cioè la fine del nostro io. In tutte le dipendenze, pensiamo per esempio a un alcolista, a un tossicodipendente, a un'anoressica, no? Che pure in qualche maniera sfiorano più con il loro comportamento la morte continuamente. Un tossicodipendente rischia continuamente di morire, un'anoressica rischia di morire di fame, eppure la realtà è che il motivo per cui non si preoccupano della loro vita è proprio il fatto che non è presente nel loro psichismo l'idea della morte reale, cioè la morte è solo razionalizzata, ma non è, come dire, interiorizzata. E la realtà però è un'altra, perché già Eraclito ci diceva che la via che sale e la via che scende, e voi siete la musica finché la musica dura, no? Questo è uno dei famosi frammenti di Eraclito. In altre parole, la fine è consustanziale in qualche modo all'inizio e sta ad indicare il fatto che la morte è presente, è l'altra faccia della medaglia della vita. E il che non ci rende, come dire, semplice il compito di affrontarla. Sempre nello scritto di Caducità, Freud ci spiega proprio questo punto, questa intersezione tra la morte e la gioia, e questa è la parola usata nel testo. Nell'estate del 1915 Freud va a fare una vacanza a San Martino di Castrozza. Freud amava molto l'Italia e noi sappiamo anche che faceva molto bene. E passeggiando con un amico poeta per una contrada estiva piena di fioritura, di bellissimi fiori, eccetera, eccetera, si accorge che il giovane poeta ammira la bellezza della natura, ma non ne trae alcun piacere, alcuna gioia. E lo turbava il pensiero che tutta quella bellezza sarebbe stata destinata a perire con il finire dell'inverno, con il sopraggiungere dell'inverno. E Freud non è d'accordo e afferma proprio questo passaggio. Contestai al poeta pessimista che la caducità del bello implichi un suo svilimento. Al contrario, ne aumenta il valore, dice Freud. Il valore della caducità è un valore di rarità nel tempo e la limitazione della possibilità di godimento aumenta il suo pregio. Era incomprensibile, dissi, che il pensiero della caducità del bello dovesse turbare la nostra gioia al riguardo. Quindi quello che ci dice Freud è che paradossalmente il punto del fatto che noi siamo a scadenza, cioè a tempo,
non dovrebbe farci perdere la gioia della vita, ma che anzi proprio questo elemento di punto di fine della nostra vita dovrebbe farci godere di più della bellezza dell'esistenza. Cioè la disponibilità infinita dell'oggetto, la possibilità, per esempio, ci sono alcuni film, molto spesso troviamo, no? In cui succede che per una qualche ragione il protagonista si trova nella impossibilità di morire. E se voi notate, normalmente tutti questi film fanno una brutta fine, il protagonista fa sempre una brutta fine, no? Il fatto di immaginare di vivere per sempre, paradossalmente, produrrebbe un effetto depressivo da qualche parte su di noi. E quindi per godere di un oggetto, per godere anche della nostra vita, occorre poterne elaborare il lutto della perdita, ci dice Freud. Così come per godere della vita occorre poterne elaborare la fine. Ecco perché scrive: si vis vitam, se vuoi sopportare la vita, se vuoi vivere la vita, preparati a morire. Quindi per riuscire però a fare questo passaggio occorre, dice Freud, elaborare un lutto che riguarda il nostro stesso io, no? Quell'io primitivo di cui parlavamo all'inizio. Perché è così difficile elaborare il lutto per la perdita di noi stessi? Elaborare il lutto significa accettare di essere un oggetto qualsiasi, no? E in qualche modo è una ferita narcisistica molto importante per il nostro io. E questo produce l'effetto per cui molto spesso appunto le forme psicopatologiche delle nevrosi sono proprio un modo per scappare da questa idea del limite. La cosa più difficile, ci dice Freud, è sopportare la vita, primo dovere di ogni vivente. Quindi solo chi ha compiuto il lutto di se stesso, solo appunto il non nevrotico, il non psicotico, il non melanconico, può sopportare la morte e fare della propria vita un'opera. Tutte le religioni, ma anche tutta la cultura, si è sviluppata e nasce dal bisogno proprio del singolo di organizzarsi attorno all'estremo limite. Per esempio l'esperienza del luminoso dinanzi al cadavere che viene trasformato in salma tramite il rito appartiene già alle prime manifestazioni, sembra, ci dicono gli antropologi, dell'Homo erectus, quindi pensate tanti milioni di anni fa. E l'antropologia data la nascita dell'organizzazione sociale proprio a partire dai ritrovamenti delle prime sepolture. Quindi le culture da allora in poi si sono organizzate proprio in base, no, a questo. È ciò che ci differenzia del resto dagli animali, no, i riti sacri. Fermo restando appunto che ci sono state diverse letture che hanno dato sia le religioni che la cultura rispetto al simbolismo della morte, in molte si è concretizzata la speranza nell'immortalità, soprattutto sul versante delle religioni. Oggi è ancora così. Nell'antica Roma, per esempio, quando un generale rientrava in città, scusate, eccoci qua, rientrava in città dopo un trionfo bellico, i più umili dei servi, proprio gli ultimi, al culmine dei festeggiamenti per la vittoria, rivolgevano al generale questa esortazione: respice post te, hominem te memento, che significa guardati le spalle, ricordati che devi morire. A differenza dei tempi in cui il memento mori, no? Cioè questa esortazione al ricordati che devi morire, cioè l'esercizio di morte, l'ascesis thanatau, orientava le pratiche sociali come al tempo degli antichi romani, possiamo ancora dire che oggi questo accade nella nostra avanzatissima civiltà? Credo di no. L'idea per cui siamo sostanzialmente solo corpo è quella epistemologicamente oggi promossa, no? Noi siamo principalmente corpo e la morte assume i tratti inquietanti di un annientamento vero e proprio. E quindi che cosa succede? Che la morte come rappresentazione, come idea viene espulsa. Dunque, se la conoscenza quantomeno razionale dell'adulto è il sapere di dover morire,
è anche vero che questa consapevolezza abita per lo più i reconditi flussi dell'inconscio sociale giocato all'interno di ospedali, sale mortuarie, hospice, eccetera, eccetera. E che cosa succede? Si arriva impreparati al più importante momento della nostra vita. Perché la chiusura all'interno dei reparti di cura e della gestione professionale del trapasso ha consegnato il morente sempre più alla solitudine. Mentre nel passato la morte veniva affrontata con comportamenti collettivi di trionfazione, oggi il diniego e l'occultamento del concetto di morte e quindi anche del morente relegano l'estremo passaggio negli spazi del linguaggio professionale, quindi del linguaggio medico, del linguaggio economico, e testimoniano proprio di questo sforzo che l'uomo compie per dimenticare il più possibile la propria mortalità. Quindi sento espressioni molto spesso come queste, no? Spero di morire di un colpo, spero di morire nel sonno. Nell'antichità pensate che la morte improvvisa era, al contrario di quello che molto spesso diciamo oggi, era il segno della malevolenza degli dei. Perché? Perché il malcapitato non aveva avuto il tempo di organizzare la propria morte, di accomiatarsi dai propri cari, di sistemare tutte le faccende, la casa, l'eredità, appunto, eccetera, eccetera, e quindi non aveva il tempo di predisporre il dopo di me. Oggi invece sempre più si sogna la morte inconsapevole. È un non ne voglio sapere radicale, che testimonia del terrore che alberga rispetto a questa idea. Tempo fa, per esempio, non moltissimo tempo fa, sono state approvate le dichiarazioni anticipate di trattamento, no? Nel 2017, se non vado errata, e sembrava che fosse stato un passo avanti importante, no? Proprio per dire qualcosa su come vogliamo essere trattati nel momento in cui stiamo per morire, quindi sui trattamenti. Ma quasi nessuno le fa, proprio perché nessuno si prende la briga di fare i conti, no? con quel momento di passaggio. Vado verso la conclusione, quindi possiamo dire che per pensare al dopo di noi, che riguarda appunto l'idea che dobbiamo affrontare oggi, cioè quella del passaggio generazionale, occorre una profonda, come le chiamavano gli antichi greci, ascesis thanatou, che è un'educazione, diciamo così, una crescita che ha a che vedere con la riflessione sulla nostra morte, non su quella degli altri naturalmente, che è molto più facile, e quindi predisporre un futuro appunto in cui noi non ci saremo più. E occorre in qualche maniera, per fare questo passaggio, aver elaborato l'idea e soprattutto aver meditato l'ipotesi di aver fatto della nostra vita, che si conclude ad un certo punto, un'opera, al limite anche un'opera d'arte se possibile, ma quantomeno un'opera, cioè che abbia avuto un senso e che abbia a che vedere con quella che è la nostra vocazione, il nostro desiderio fondamentale, quello per cui siamo qua. Ecco, io dopo avervi tirato sul morale così mi fermerei qua questa sera. Cosa ti serve? Scusate che siamo... Vabbè, finché sistemiamo i potenti mezzi. Allora, grazie. Adesso da questa introduzione sul, diciamo, lato più personale, sentimentale e intimo delle persone, ricadiamo invece quello che è il mio ambito di competenza, che è molto più, come posso dire, sterile, meno affascinante, ma in realtà poi è quello che governa i nostri desiderata per il tempo in cui non ci saremo più. Adesso mentre parlava la dottoressa Galbussera pensavo
che nella mia carriera professionale spesso ho visto persone che facevano testamenti in continuazione perché invece era una forma di esorcismo della morte, perché giustamente ognuno di noi ha il suo modo di affrontare determinati argomenti. Allora il mio intervento, e anzi adesso faccio partire il tempo perché non voglio rubare poi alle mie colleghe, è così di riassunto veloce, così di focalizzazione. Guardo la dottoressa Lobuono perché poi lei invece affronterà un argomento che interessa molto a me e che serve per rinfrescarci alcuni concetti e entrare in media re. Allora, per il diritto la successione mortis causa ovviamente è inquadrata con delle parole asettiche, perché per noi è sull'ingresso di un soggetto nei rapporti, scusa non ho schiacciato, nella titolarità di uno o più rapporti giuridici che mantengono la loro identità oggettiva. E quindi l'evento morte viene considerato come un presupposto perché che accada questo passaggio, ed è anche il momento da cui accade il passaggio. Il nostro ordinamento prevede la continuità della titolarità dei diritti e quindi non è possibile che certi diritti rimangano, per così dire, sospesi. C'è la facoltà poi di non accettare l'eredità, c'è una serie, come vedremo, di categorie di successibili. Alla fine di tutti c'è lo Stato, l'unico che non paga le tasse di successione. Detto questo, vi ho soltanto richiamato, perché appunto le nostre conversazioni sono interdisciplinari e quindi non approfondite, ma insomma un po' di riferimento ci vuole, l'articolo 42 della Costituzione, l'articolo 456 del Codice Civile e l'articolo 46 della legge 218 del 95, perché? Per darvi l'idea che il discorso che faremo dopo si inquadra nella gerarchia delle fonti che governa il nostro ordinamento, e quindi parte dal principio costituzionale che riconosce il diritto successorio, stabilisce che deve essere esercitato secondo i principi della legge e riconosce allo Stato il diritto di essere erede nell'ipotesi di eredità cosiddette giacenti e senza successibili. Poi l'articolo 456 è il primo articolo del Codice Civile, libro secondo sulle successioni, quindi c'è tutta la normativa. La legge 95-218 è molto importante perché è la legge che governa i criteri di collegamento internazionale tra diritto interno, cioè tra il nostro ordinamento e gli ordinamenti degli altri Stati. Tanto più diventa importante in un mondo come il nostro, dove le persone si muovono, abitano in posti diversi, hanno figli in posti diversi, quindi questa legge va tenuta presente e l'ho richiamata. Tanto più che il nostro ordinamento nazionale ormai fa i conti quotidianamente con un ordinamento sovranazionale fatto di convenzioni internazionali. In cima ci metto la Carta dei diritti umani europea e altre convenzioni che chiudiamo con gli altri Stati. Allora, quando c'è una successione mortis causa, quando muore una persona, quali sono i diritti trasmissibili? I diritti trasmissibili sono i diritti patrimoniali, ma neanche tutti, perché ci sono dei diritti patrimoniali che hanno un contenuto personale. Io ho fatto degli esempi, adesso io non sto andando avanti, vai tu avanti con me. Sì, no, ancora la prima slide, la prima. E sono per esempio l'usufrutto, che cessa con la morte della persona se non ha usufrutto a termine, l'abitazione, l'uso, ma anche il mandato e il contratto di lavoro. Ecco, ma allora la successione si apre, abbiamo detto, con la morte della persona nell'ultimo domicilio del defunto, lo prevede la legge, e la chiamata all'eredità può essere di due tipi, per legge o per testamento. Per legge quando non c'è un testamento che disciplini in tutto o in parte il patrimonio del decubius, e per testamento quando invece appunto viene fatto un testamento, c'è una disposizione testamentaria che è particolareggiatamente disciplinata nel nostro codice. La materia successoria è una materia complicata, è una materia poi che trova fondamenti nel diritto romano, insomma è tanto complicata quanto è complicato l'evento imperscrutabile a cui si collega, e quindi ci sono delle limitazioni nelle capacità testamentarie. Prima di tutti, voi lo sapete, quella di privare di diritti i cosiddetti legittimari. Questa è una voluta, la ratio normativa è quella di impedire la cosiddetta diseredazione di categorie prossime, che poi sostanzialmente sono il coniuge e i figli, oppure in mancanza dei figli il coniuge e gli ascendenti. Perché? Perché
nella vita delle persone, magari anche in buona fede, si possono avere dei momenti di défaillance, magari un patrimonio familiare costituito con l'apporto di tutti, essere destinato in maniera non conforme a quella che vorrebbe, insomma, il buon senso. Ma il punto su cui adesso mi fermo, perché visto che facciamo una chiacchierata, vi dimostra come il diritto, che è così lontano nel nostro pensiero, in realtà sia permanente e continuamente regoli tutte le questioni della vita imprevedibili. Parliamo della capacità a succedere, cioè chi può succedere, che persone possono succedere? Possono succedere a una persona le persone che sono vive nel momento in cui questa persona muore, oppure i concepiti al momento della morte, purché nascano nei 300 giorni successivi alla morte stessa. È una presunzione che viene vista anche per la presunzione di nascita in costanza di matrimonio, mette prova contraria. Oppure, vabbè, c'è il caso dei figli di persone vive, ma questo insomma ve l'ho messo per completezza. E qui riportiamo di nuovo il 462 del codice, la legge del 2019-2002, legge di civiltà, che ha tolto la distinzione tra figli illegittimi, legittimati e naturali, perché anche qui c'erano delle difficoltà successorie non da poco. Il figlio naturale, che veniva riconosciuto dalla mamma e dal papà non coniugati, acquisiva diritti solo nei confronti dei due genitori e quindi, per dirne una, non succedeva per rappresentazione al genitore nei confronti dei nonni in caso di premorte. Quindi questa legge li ha resi tutti uguali e abbiamo tolto dal codice questa distinzione. Quindi i figli sono tutti figli. Ma tra le righette sotto c'è citata la legge 40 del 2004, che voi conoscete come legge sulla procreazione medicalmente assistita, e 4 sentenze, una della Corte Costituzionale, l'ultima, 3 di merito, l'ultima del Tribunale di Modena del 2020. Perché? Perché lo status di figlio e la possibilità di riconoscerlo e l'effetto degli atti di disposizione del proprio corpo, perché nel momento in cui si ragiona di procreazione medicalmente assistita si parla di parti del proprio corpo, ha creato, sta creando ed è destinata a creare un grosso dibattito. Allora io ve lo riassumo in questo. Il Tribunale di Modena, che è l'ultima delle sentenze che vedete citate, che poi ripercorre le altre, ma ve lo riassumo proprio, si trova a dover decidere questo. Una signora aveva avviato insieme al marito un percorso di procreazione medicalmente assistita con l'ospedale. Il marito, allora la legge prevede tutta una serie di consensi che vengono firmati negli step della procedura, e prevede la legge come abbiamo adesso con le modifiche, perché questa legge è stata oggetto di svariati rimandi alla Corte Costituzionale, poi siamo in contrasto con le normative europee. Comunque prevede cosa? Che in Italia si può accedere alla procreazione medicalmente assistita quando viene certificata una sterilità non curabile e può essere, la possono fare coppie etero, coniugate o conviventi. Non è ammessa la fecondazione eterologa, non è ammessa la crioconservazione degli embrioni. Okay? Tutto questo ve lo dico perché questa signora col marito avevano iniziato questa procedura, il marito purtroppo è mancato, aveva dato il consenso ovviamente alla procedura. La legge, scusate, prevede anche che a questa procedura si possa accedere purché si sia tutti e due vivi, cioè i due partner devono essere marito e moglie o la coppia viva. Allora la signora, morto il marito, chiede al tribunale di poter continuare la procedura. Il tribunale, scusate, all'ospedale. L'ospedale nega, si rivolge al tribunale. Il tribunale fa giustamente una prima cosa, chiede all'ospedale qual è il materiale genetico conservato, cioè se sono gameti, quindi spermatozoo, in questo caso perché il papà è l'ovulo, se fosse stato quello della mamma, o se c'è un embrione conservato, perché nel secondo caso saremo già fuori legge, perché questo da noi non è possibile. L'ospedale dice no, abbiamo conservato gli spermatozoi, quindi ritorna al merito della questione. Facendovela breve, la soluzione a cui giunge il tribunale, invocando, come spesso succede nelle sentenze anche della Cassazione, un intervento del legislatore che
che operi un bilanciamento di interessi e che dia anche una giurisprudenza chiara, perché le sentenze che vi ho citato le ho citate a ragione perché ognuna dice una cosa diversa, cioè la conclude motivatamente in modo diverso, e quindi arriva a dire cosa? Allora, il gamete non può essere considerato un bene del quale io posso ritenere un'equivalenza con un altro bene di cui è proprietaria una persona. In più cioè è comunque destinato ad una funzione di riproduzione, e quindi già nel momento in cui io riconosco il diritto di dartelo, tu lo useresti dato dalla legge perché uno dei due è morto. Quindi io non posso, già sono in contrasto. Potrei dartelo se ci fosse una disposizione testamentaria. Cioè se il marito avesse fatto un testamento, avesse fatto una disposizione testamentaria secondo questa sentenza specifica, allora potrei dartelo. Però vi dico, anche in questo caso poi ricadremo all'inizio, perché nel momento in cui la signora ce l'avesse non potrebbe lo stesso procedere con la fecondazione perché il marito è mancato. Quindi vedete che anche questa materia, che sembra tutta un'altra cosa rispetto a quella successoria, coinvolge, io ve l'ho molto semplificata, tutta una serie di ragionamenti su cosa possiamo fare di noi, non solo da vivi, ma anche quando siamo morti, non solo sul di noi che riguarda solo noi, ma su di noi che ha una ricaduta importante anche sugli altri. Detto questo, andando avanti con la parte più così, arriviamo ai legittimari. Appunto i legittimari, l'abbiamo già un po' introdotto prima, sono appunto queste persone a cui la legge riconosce il diritto di vedersi comunque riservata una parte della eredità del decuius. Allora sono indicati dal codice, sono il coniuge intendiamo anche coniuge separato, ma non divorziato, perché con il divorzio si perdono i diritti ereditari, gli uniti civilmente, perché con la legge Cirinnà gli uniti civilmente praticamente sono sposati, non vogliamo dire la parola, ma questo è, e la differenza che possiamo cogliere è una differenza solo di modalità poi di separazione, perché per l'unito civilmente non c'è la separazione e il divorzio, c'è subito lo scioglimento dell'unione, mentre invece per il matrimonio civile ci sono i due passaggi. I figli, e nel caso in cui il coniuge non abbia avuto dei figli col decuius, gli ascendenti. Quindi la lesione di legittima quando si verifica? Quando praticamente il disponente, perché ovviamente parliamo di disposizioni testamentarie, non rispetti la quota riservata al legittimario. Ovviamente il codice tiene anche conto che, insomma, visto che il patrimonio del decuius, questo povero decuius qualcosa potrà fare con i suoi soldi anche per quando è morto. E quindi prevede la possibilità di avere la cosiddetta quota disponibile anche in presenza di soggetti che hanno una riserva di legittima. E quindi dice, va bene, di questa quota disponi come vuoi, però per il resto devi farlo. Adesso qui ci sono delle aspetta, sono già girato qui, perché poi volevo farvi... Sì, benissimo, ecco, allora... La successione può essere ovviamente legittima, cioè non c'è un testamento e quindi si procede con un ordine dettato dal codice, dove noi impariamo quando studiamo all'università il prossimo esclude il remoto, quindi si comincia con una scala, l'ultimo è lo stato, o per testamento. Allora, il testamento il nostro ordinamento conosce tre forme, quello olografo, quello pubblico e quello segreto. Allora, il testamento olografo è quello che insomma, gergalmente si dice, beh, lo scriva pure sulla carta di formaggio, l'importante è che ci sia la data, la scrittura di suo pugno e la firma. Il testamento pubblico invece è il testamento che viene fatto davanti ai notai con i testimoni, e in questo caso il notaio garantisce anche la capacità di intendere e volere della persona che fa testamento. Il segreto è possiamo dire una via di mezzo. Sì, io guardo adesso proprio una causa su un testamento segreto, è l'olografo messo in una busta chiusa che viene depositato dal notaio, e ai fini giuridici la rilevanza dell'olografo qual è? Che fa a data certa il deposito presso il notaio. Il testamento si fa e si disfa come si vuole, appunto, in ogni momento, vale sempre l'ultimo,
anche se il primo era un testamento fatto dal notaio e l'altro è fatto su un pezzo di carta, se hai requisiti vale il secondo. Mentre la successione legittima opera quando non ci troviamo ad avere dei testamenti. Sui testamenti ovviamente poi serve tutto un ragionamento da fare, perché nel testamento si può scrivere quello che si vuole, poi non è detto che tutto quello che c'è scritto si possa fare, un po' perché magari certi beni sono andati venduti, un po' perché magari senza saperlo si sono inserite delle clausole illegittime per il nostro ordinamento. Allora in questi casi, proprio per riconoscere valore alla volontà di una persona che non potrà riformularla, si cerca di mantenere il più possibile validità alla parte conforme alla norma del testamento sottoscritto. Vi dico questa delle amministrazioni di sostegno perché vedo che pochi lo sanno. Allora, interdizioni e inabilitazioni ormai ne facciamo molto poche perché è invalso l'istituto dell'amministrazione di sostegno. Nell'amministrazione di sostegno comunemente intesa, e quindi non mi riferisco a casi di persone in coma o in totale incapacità, ma insomma normalmente quando viene data l'amministrazione di sostegno, nei poteri conferiti all'amministratore di sostegno ci sono tutti dei poteri di assistenza patrimoniale, ma se non viene escluso nel decreto espressamente che il beneficiato possa fare testamento, il beneficiato può fare testamento, salvo la prova che si può dare in ogni caso per chiunque di noi che è incapace di intendere e di volere. Ma se non è, con un'attenzione però, perché il testamento che fa il beneficiato può vedere come beneficiario, quindi come erede, l'amministratore, purché però sia o un parente entro il quarto grado oppure il coniuge o il convivente, e questo vedo che a volte un po' sfugge. Con il testamento, voi sapete, potete anche dare delle disposizioni non strettamente patrimoniali, non potete dire lascio 100.000 euro alla Francesca se non si sposa, però potete dire vorrei che i miei organi fossero gestiti così, vorrei che fosse fatto colà. Un altro punto sul quale mi fermo brevemente, nel 21 la Cassazione, che vi dico su queste materie sta legiferando tanto, scusate, sta pronunciando tanto perché mancano proprio le leggi adeguate al nostro periodo storico, ha fatto una sentenza a sezioni unite. Allora, quando la Cassazione è a sezioni unite vuol dire che è Vangelo. Io ai miei nipoti, quando erano piccoli, devo sgridarli particolarmente, dicevo questa è giurisprudenza a sezioni unite. Allora è intervenuta sulla questione delle cosiddette successioni transnazionali, perché questo è un altro problema che stiamo vivendo molto, proprio perché il mondo si muove, la società è cambiata. Cosa vuol dire successione transnazionale? Vuol dire che cioè non c'è una legge unitaria, cioè non c'è un cittadino italiano che abita in Italia, che è sposato una cittadina italiana e che ha tutta la sua roba in Italia, ok? Allora, nei paesi come il nostro di civil law, cioè di diritto scritto, è sempre invalso, adesso qui ho l'Emanuela che mi corregge se dico strafalcioni, è invalsa l'unità di applicazione della legge, cioè un'unica legge successoria che disciplina tutta la successione. Mentre quelli di Common Law hanno sempre mantenuto la possibilità di avere diverse leggi a seconda delle situazioni, della cittadinanza, della locazione dei beni. Questa sentenza della Cassazione delle Sezioni Unite ammette la possibilità di avere due norme. Caso specifico, così capite. Succede che una signora italiana sposa un cittadino inglese e abitano in Italia. Il cittadino inglese muore e ha fatto un testamento nel quale ha lasciato alla signora una somma di denaro e tutto il suo patrimonio ai figli del matrimonio precedente. La signora impugna il testamento perché ritiene lese le quote di legittime, riserve, eccetera, eccetera. Tribunale primo grado fa una sentenza, Corte d'Appello la modifica in un altro modo, Corte di Cassazione arriva a questa soluzione. Dice, allora, perché la signora perché ha impugnato questo atto, scusate, perché diceva che se un suo marito cittadino inglese andava applicato il loro codice, che ha un nome, non me lo ricordo, e quindi praticamente lei avrebbe dovuto avere quasi tutto il patrimonio. Il giudice italiano ha detto, allora, per i beni mobili applichiamo la legge inglese, ma per gli immobili che sono in Italia applichiamo la legge italiana.
E questo ci sono un sacco di commenti anche perché è un po' una rivoluzione su questa cosa qui. Perché per farvi un esempio, l'anno scorso mi pare in Svizzera hanno rivisto la quota disponibile, l'hanno portata al 50% del patrimonio. Quindi voi capite che se invale questo principio, cambiano anche poi i risultati pratici della vicenda. Quindi tutto questo per dirvi che è un ambito difficile, ma che a volte vale la pena magari rifletterci un po' e consultarsi anche con le persone. Io mi ricordo anni fa, perché adesso le aliquote sono le stesse, quindi è cambiato, queste donazioni ai figli per evitare l'imposta successoria. Io ogni volta no signora, non lo faccia perché non si sa mai nella vita. E magari poi mi è successo qualche volta, mi tornavano dopo un po' di anni, mi dicevano sai, quell'immobile adesso avrei bisogno, ma mio figlio non lo vuole vendere. Quindi informarsi non fa mai male, no? Avere un po' le idee chiare su cosa può succedere è sempre una cosa buona. Ecco, spero che questo vi abbia inquadrato, perché adesso passo appunto la parola a Emanuela, ecco perché poi c'è una riforma in corso anche che speriamo verrà fatta del diritto successorio e il riconoscimento anche delle possibilità di fare dei patti. Va bene. Le percentuali, guardate, ve le avevo fatte. Ecco, allora le lascio per la collega, non vi voglio... Sì, perfetto. Allora, buonasera a tutti, io parlo in piedi perché non riesco a stare ferma, nonostante l'avanzare dell'età. Allora, io oggi parlerò di testamenti sotto due diversi profili. Che cos'è un testamento? Quando è il caso di fare testamento e come si fa testamento. Tornerò poi a parlare in modo più approfondito delle diverse forme di testamenti. Allora, come ha ben spiegato l'avvocato, le successioni sono di due tipi: successioni legittime e successione testamentaria. Io mi fermo sempre sul significato delle parole, perché il significato delle parole apre un mondo, fa capire le nozioni, riempie di contenuto le nozioni. Successione legittima vuol dire successione che alla quale si applicano le norme di legge. Io non faccio testamento, per cui i miei eredi sono quelli individuati per legge. Nella successione testamentaria invece subentra la volontà della parte. Cioè io dico, io non voglio applicare le norme di legge perché io ho delle esigenze diverse. Com'è che risolvo questo? Facendo testamento, che è un atto formale, ha dei costi e poi andiamo a vedere come si fa. Nel testamento però, diciamo così, la nostra volontà non è totalmente libera, perché come abbiamo visto insieme ci sono una categoria di eredi che si chiamano eredi legittimari, da non confondere con gli eredi legittimi. La parola è talmente simile che quasi tutti sempre fanno confusione. Per cui, come sinonimo di eredi legittimari, noi possiamo usare la parola eredi necessari. Le categorie le ha già esposte l'avvocato. Gli eredi necessari sono i figli e il coniuge. Se non ci sono figli, i genitori. Perché questo? Perché il diritto italiano vede ancora al centro dell'ordinamento la struttura familiare. Non si può fare quello che si vuole perché comunque la famiglia è tutelata nella sua essenza. Per cui ad esempio quando noi vediamo i film americani in cui si lascia l'eredità al cane e al gatto, in Italia non si può fare. Si può fare qualcosa per il cane e per il gatto, ma in modo più complesso rispetto a nominarlo erede universale. Per cui quando io faccio testamento devo tenere conto che ho alcuni eredi necessari, le cui quote sono indicate lì, per cui non ve le sto a dire, che sono quote che non possono essere tolte. Vi faccio un esempio perché su quello mi muoverò poi. Se io non sono sposata o sono divorziata e ho un unico figlio, a mio figlio va necessariamente metà del mio patrimonio. Vuol dire che l'altra metà è la quota disponibile e io con il testamento faccio quello che voglio. Quali sono i casi in cui secondo me il testamento deve essere fatto e non ci si pensa di fare? Una delle ipotesi ad esempio importanti è quella dei conviventi. Okay.
Il convivente, anche se ha fatto un contratto di convivenza e si è segnalato in comune come coppia di conviventi, il convivente non è erede. Cioè, se io convivo con una persona, alla mia morte il mio convivente non ha diritti di natura successoria. Ha qualche diritto che non attiene al mio patrimonio, ma adesso non lo elenco perché vi faccio solo confusione. Come faccio per tutelare il mio convivente? L'unica cosa che posso fare è un testamento. Facciamo sempre l'esempio in cui io abbia un unico figlio e sia non sposata, divorziato, single, quello che volete voi, indifferente. Io posso fare un testamento in cui lascio metà del mio patrimonio a mio figlio, che è erede necessario, per cui non posso dargli meno di un mezzo. L'altro mezzo posso decidere di lasciarlo al mio convivente. Questa è una struttura basica di testamento, ma in realtà poi ragionando col cliente, magari se la casa è mia, di mia proprietà, io a lui gli do l'usufrutto, gli do l'abitazione, perché voglio che poi alla sua morte il bene torni a mio figlio. Per cui in realtà il testamento va strutturato in modo molto più complesso di quello che può apparire oggi. Però questa è la sostanza. Se io voglio tutelare il mio convivente, cosa che accade frequentissimamente, soprattutto in relazione alla casa familiare, l'unico strumento che ho è il testamento. Altre ipotesi in cui secondo me il testamento deve essere fatto e non può essere fatto. Io poi, lo dico sempre ai miei clienti, e Giulia che è in sala, che lavora con me, lo sa, io ho già fatto 6 o 7 testamenti, manco me lo ricordo. Non ho capito bene se è perché sono pronta alla morte o se è perché esercizzo la morte, non lo so. Però ho fatto un numero importante di testamenti, ogni volta che prendo l'aereo dico ragazzi il mio testamento è qui, sapete che se muoio sapete cosa fare. Altra ipotesi fondamentale è quello dei coniugi, per cui non più conviventi ma coniugi, che non hanno figli. Perché questa ipotesi va disciplinata attraverso il testamento? Perché se io non ho figli e sono sposata, alla mia morte il patrimonio va diviso tra mio marito e i miei fratelli e sorelle, e se io ho ancora i genitori vivi, ancora con i miei genitori. Ora, la comunione ereditaria è in assoluto la situazione più litigiosa che io vedo nel mio studio, molto di più delle separazioni tra coniugi, che io, forse perché le vedo nella parte finale, le vedo già abbastanza civili. Ma è proprio gente che si scanna, si va avanti per 10 mesi, un anno, non si conclude niente. E conseguentemente, se già la comunione ereditaria è una situazione che è in se stessa di tensione, la tensione tra il coniuge sopravvissuto e i fratelli del defunto è la situazione con maggiore stress. Allora, in questo caso, i coniugi devono tutelarsi reciprocamente e o nominarsi erede universale, oppure prevedere, ad esempio, il diritto di abitazione vitalizio per la casa, piuttosto che l'usufrutto. Però il testamento va fatto magari, di solito le persone cosa vogliono? Il patrimonio costruito insieme lo do tutto a te, quello che deriva da successione della mia famiglia lo lascio agli eredi della mia famiglia. Questa è un pochino la situazione tipica. Ma in ogni caso il coniuge che sopravvive deve essere tutelato. È vero che ha il diritto di abitazione sulla casa familiare, però vi assicuro che lo stress è fortissimo. E ovviamente poi si tratta anche lì di modulare il testamento, farlo in modo semplice, farlo in modo complesso, valutando a 360 gradi tutte le ipotesi possibili e immaginabili. Altre ipotesi in cui secondo me va fatto il testamento. E il testamento in questo caso, in questa terza ipotesi che vi sto per fare, evita liti tra figli e fa anche risparmiare soldi, solo che il risparmio non si vede all'inizio, si vede ex post dopo la morte. Ed è la cosiddetta il testamento che ha dentro di sé la divisione fatta dal testatore. Con la divisione fatta dal testatore si evita quella comunione ereditaria che fa litigare i figli per anni, sappiatelo. Cosa dice il testatore? Faccio un esempio basico, anche questo nella realtà è molto più complesso, più difficile da disciplinare, da ragionare. Esempio basico, ho 3 figli e ho 3 case, una a Padova, una a Venezia e una a Treviso. Se io non dico niente, la successione si devolve secondo le norme di legge.
per cui ogni figlio mi diventa coerede per un terzo delle 3 case. Le vendiamo, le affittiamo, le ristrutturiamo, cosa decidiamo in assemblea condominiale? Tutte situazioni di fortissima crisi, anche perché di solito non tutti i figli hanno le stesse esigenze. Uno ha bisogno di vendere, ha bisogno di liquidità, uno non ha bisogno di vendere, non ha interesse e preferisce avere reddito. Con la divisione fatta dal testatore, il testatore dice ok, io a Marco gli do la casa a Padova, a Silvia gli do la casa a Venezia, a Treviso gli do la casa a Francesca. In questo modo si evita ogni tipo di lite tra fratelli. Ognuno, fin dal momento della morte, ha un bene determinato che si gestisce in totale autonomia. Tra l'altro questo testamento evita dei costi successivi di atto di divisione, per cui quello che si sembra spendere prima in realtà si risparmia abbondantemente dopo. Cosa succede? La mia esperienza, i genitori normalmente, non sempre, ma spesso vogliono fare le cose fatte per bene, che tutti i figli abbiano la stessa quota, cercano di accontentarli tutti. In realtà questa cosa non è fattibile, e non è fattibile per un motivo molto semplice, che il valore dei beni si calcola al momento della morte. Per cui io vedo proprio i miei clienti con 2000 dubbi, ma chissà se accontento quello, ma chissà se vale di più, ma in realtà vale 10.000 euro di meno. Io un pochino gli taglio corto, perché la questione va quasi affrontata di petto psicologicamente, le quote devono essere sostanzialmente uguali, non saranno mai uguali, perché un appartamento si può apprezzare, uno si può deprezzare, dipende quanti anni trascorrono dalla data del testamento alla data della morte. Per cui va presa una decisione, perché poi l'altra caratteristica fondamentale del testamento è che il testamento può sempre essere revocato. Cioè nel nostro ordinamento la volontà testamentaria è assolutamente libera, cosa che ad esempio non esiste in altri stati. Questo crea un problema assolutamente di diritto internazionale, perché c'è anche un regolamento dell'Unione Europea, di non mi ricordo più che anno, credo del 2015, per cui ad esempio i patti successori, che sono gli accordi tra eredi, in modo tale che già adesso ci accordiamo, dividiamo la casa di Venezia, Treviso e Padova, con anche i figli che dicono siamo d'accordo e firmiamo, ok? Non ci litighiamo più, perché noi adesso ci accordiamo, la mamma, il papà e i 3 figli. Questo tipo di accordi in Italia non vale, però ad esempio vale in Germania, per cui un cittadino tedesco residente in Italia potrebbe applicare questa norma anche ai beni in Italia. E questo è un grossissimo problema, però oggi diciamo non è il caso di parlarne. Io ho fatto questi 3 esempi per farvi capire l'utilità del testamento. E poi ce n'è uno a cui nessuno pensa, ed è stato il mio primo testamento. Ed è il riconoscimento in ventre. Dobbiamo fare un passetto indietro. E questo vale per tutte le coppie di conviventi, per gli sposati il problema non c'è. Se io sono incinta e finché sono incinta non sono sposata, il futuro padre di mio figlio muore, chi è il papà? Nel caso del matrimonio non c'è problema, il papà è il marito, perché il papà è sempre determinato per relazionem, perché prima delle tecniche recentissime, si dice in latino, scusate la norma in latino, però rende l'idea, mater certa, pater nunquam, cioè il padre non è mai certo, il papà è tale perché è marito della mamma, ok? Adesso il problema non c'è più, però la norma è rimasta quella. Per cui nel caso di morte del papà futuro, il figlio non ha un padre. Vuol dire che la gestante che poi diventa madre, oltre ad aver affrontare tutta la crisi postpartum, lo stress, il lutto, c'è pure questo pensiero di dover fare un processo in cui si va a riconoscere la paternità. E invece con il testamento si può prevedere appunto quello che si chiama riconoscimento in ventre, cioè dire il figlio che in questo momento, la cui gravidanza sto portando avanti, scusate, lo fa il padre, il papà dice il figlio che nascerà in realtà che nascerà dalla mia compagna, più o meno data prevista per il parto fissata a, è mio figlio. Questa dichiarazione si può fare anche senza costi credo all'ufficiale di stato civile. È chiaro che se lo si fa nel testamento magari ci metti anche qualche disposizione di carattere patrimoniale, se vuoi che la mamma di tuo figlio magari abbia quantomeno l'usufrutto della casa di abitazione, perché poi quando nasce il bambino a 0 anni
ok, lo ha la mamma, però magari a 18 anni che strada prende, sono tutte considerazioni che poi si fanno con i clienti. Detto questo volevo approfondire la forma dei testamenti, ma non so quanti minuti ho. Ok, allora cerco di andare un pochino più veloce. I testamenti sono 3 forme. Il segreto lo salto perché a parte l'eccezione dell'avvocato io non ne ho visto uno e non ne ho fatto uno in 22 anni di sigillo. Testamento olografo, fatto tutto dal testatore, cioè scritto di pugno del testatore, datato e sottoscritto. Costo 0, se sai come scriverlo. Ok? Testamento pubblico, perché si chiama pubblico? Torna al significato delle parole, perché solo il significato delle parole ci dà la portata sostanziale di quello che vi sto dicendo. Pubblico perché è redatto da un pubblico ufficiale, il notaio è un pubblico ufficiale, per cui io dico sempre, gergalmente c'è la mia firma finale, datillo scritto con la firma del testatore, dei testimoni e del notaio. Ovviamente la volontà si raccoglie prima, si ragiona e poi si butta giù. Pro e contro. Allora, partiamo dal testamento olografo. Il testamento olografo ha 2 grossissimi problemi. Il primo problema è rintracciarlo nel corso degli anni. Sembrerà strano, però a distanza di anni il testamento non si sa più dov'è, in più può essere anche strappato da chi non è stato nominato erede, si presta a essere smarrito e quant'altro. Ma c'è un altro grossissimo problema, che su 10 testamenti olografi che io pubblico, perché dopo la morte il testamento va a quel punto lì pubblicato, cioè reso conoscibile a tutti, salvo quelli propri, istituisco erede universale mia moglie, quasi tutti hanno problemi, ma veramente quasi tutti. Ne ho uno con 2 enti pubblici, 2 parrocchie bloccate, forse l'ho già detto l'altra volta, no. Ne ho un altro con una fondazione che mi dà problemi, ne ho uno con un'aggiunta, non si capisce cosa ha voluto dire, è un disastro. Cos'è il vantaggio dell'olografo? Il costo, ovviamente. Testamento pubblico. Testamento pubblico ha 2 vantaggi. Il primo è che avete la consulenza di un tecnico che ovviamente è il notario. È formato, se vogliamo, proprio per questo, perché la materia successoria è una materia difficilissima. E l'altro vantaggio grossissimo è che lo rintracciate in qualsiasi momento con una semplice richiesta a Roma, perché noi quando riceviamo i testamenti mandiamo un modulo a Roma in cui diciamo che abbiamo preso il testamento del signor Tizio. Finché Tizio non è morto, nessuno può sapere se Tizio ha fatto un testamento, cioè se voi venite nel mio studio e mi dite notaio ha fatto un testamento il signor Tizio, ha il certificato di morte? No, non glielo dico, ha il certificato di morte? Sì, glielo dico. Il problema sono ovviamente i costi. Costi perché sono legati sia ai costi di repertoriazione e quant'altro e ovviamente all'onorario notarile, ma diciamo questo è un pochino scontato, nel senso che ovviamente è la competenza del professionista. Peraltro lo stesso costo è legato anche all'olografo, perché se io do la consulenza sull'olografo e poi il cliente decide di fare un olografo, ovviamente il costo è ridotto, ma c'è. E l'olografo ha quei problemi. Per cui secondo me, torno a dire, il testamento olografo semplice va fatto, un testamento argomentato e complesso è una cosa diversa, una cosa da tecnici, perché poi prevedi tutte le ipotesi in subordine. Allora, intanto ringrazio di avermi invitato questa sera, io faccio la fiscalista, sono una commercialista, devo dire che, ahimè, oltre al fatto abbastanza, come dire, importante che portano delle volte dei clienti da noi per valutare appunto l'impatto fiscale dei passaggi di questo tipo, c'è anche il fatto che, devo dire, ho ascoltato con grande attenzione le precedenti relazioni, è questo, cioè il fiscale va molto dietro all'impostazione civilistica, per cui è una sorta di addendum, per cui le vere grane, scusate non per scaricare su di altri il lavoro, le vere grane li hanno i notai e gli avvocati. A noi arriva, diciamo, una situazione, no scusate, a noi arriva una situazione che più o meno, dico più o meno, è più o meno definita, delineata, e si tratta un po' di capire come applicare l'imposta che purtroppo in Italia esiste ancora, si chiama imposta di successione, non è così in alcuni paesi della comunità europea, però ad oggi noi ci troviamo in questa situazione. Questo lo dico perché ascoltavo appunto con grande interesse e dopo magari entriamo un po' più nel merito le relazioni precedenti, perché come vi farò vedere poi
come è strutturata l'imposta, come tutte le imposte, diciamo, cosiddette patrimoniali? C'è un fatto che genera l'imposta, cioè l'apertura della successione e il trasferimento di ricchezza dal defunto all'erede piuttosto che al legatario. Trasferimento di ricchezza vuol dire si dividono determinati beni, dopo li vedremo, immobili, conti correnti, crediti, aziende, chi più ne ha più, imbarcazioni, insomma tutta una serie di immobili vengono valutati con determinati criteri e quella è la base imponibile. Il problema è che così come c'è una sorta di nella slide precedente c'era una sorta di legittima, di garanzia per il coniuge, eccetera, anche dal punto di vista fiscale c'è una garanzia per determinati soggetti. Mi spiego, ci sono soggetti che vengono in qualche modo aiutati in questo passaggio generazionale perché hanno delle franchigie, cioè non pagano imposte fino a 1 milione di euro, penso al coniuge, piuttosto che ai figli, piuttosto che 100.000 euro per le sorelle e i fratelli, ma non voglio anticipare temi. La cosa che mi interessava molto, è una cosa che mi sono sempre chiesta, è il convivente. Estraneo, quindi paga l'8%. Ecco, vabbè. Detto ciò, no, era una curiosità perché l'ho visto applicare, non me ne facevo una ragione, ma l'ho visto applicare ancora nei lontani anni 90, anch'io ho un'età per cui magari è cambiato qualcosa, chiedevo al notaio per questo. Allora, stavamo dicendo, molto interessante, mi collego un po' alle relazioni precedenti perché molte definizioni vengono declinate dal codice civile. Allora, apertura della successione, la base imponibile, l'imposta si applica, dice la norma nuova, perché vi faccio una storia. Viene introdotta da un decreto legislativo l'imposta di successione del 1990, ok? Il 346. Poi viene abrogata per un periodo di tempo per poi rientrare nel 2006 con un decreto legge che addirittura poi va a riprendere il decreto legislativo del 90. Quindi ci siamo trovati, come purtroppo devo dire, ecco, io non ho questa, sono abituata dal punto di vista fiscale che facciano delle norme che si accavallano e che si contraddicano, eccetera, eccetera, per cui diciamo eravamo anche abbastanza preparati a tutto ciò. Qual è il punto? Che e mi rifaccio al discorso del testamento, che la definizione è cambiata. Ecco, questo sì, adesso si dice si applica al valore complessivo netto dei beni devoluti ai vari eredi o legatari. Questa nuova definizione, prima se non ricordo male, adesso ve la leggo, valore globale netto dell'asse ereditario, aveva un significato un po' differente, nel senso che allora, la nuova definizione ha un significato di base imponibile proprio per il discorso che faceva il notaio, cioè quando io identifico e non creo la comunione ereditaria, che è una cosa che concordo con il notaio, ho visto delle liti furibonde, ma anche solo per chi doveva pagare l'imposta di successione nelle comunità, cioè vi assicuro anche per questioni veramente di patrimonio importanti, quando invece si identifica e si suddivide già, questa norma ci dice ok, allora guarda che il valore complessivo netto dei beni che ricevi tu, chiaramente rispettando tutta la normativa sulla legittima, tutte le quote che lì tu vai a crearti la tua base imponibile, lì tu vai a pagare. Quindi chi paga, sempre nel presupposto che vi dicevo io, l'erede e il legatario. Se magari possiamo andare avanti perché non... Ah scusa, anch'io da qua, grandi potenti mezzi, aspetta, perché io non vedo quindi devo andare da di qua. Un altro tema molto importante che mi interessava, ecco, il fisco chiaramente ha un ragionamento molto meno sottile della giurisprudenza. Territorialità. Allora, cosa succede spesso, come dicevano le mie precedenti relatrici? Cioè, succede che magari un soggetto che è fiscalmente residente in Italia, perché purtroppo io devo ragionare in ottica fiscale, non sto qui ad ammorbiarvi quei termini di cosa vuol dire fiscalmente residente in Italia, diciamo che è un soggetto che paga le tasse in Italia, risulta col domicilio fiscale in Italia, eccetera, ha una casa, ha un domicilio, eccetera. Se muore da residente in Italia e ha immobili all'estero, questo è il caso più frequente che a noi è capitato di vedere, deve pagare l'imposta di successione anche su quegli immobili.
I quali immobili potrebbe essere che paghino le tasse anche di là. Altra questione è invece il soggetto che muore e non è fiscalmente residente in Italia, però ha immobili piuttosto che beni che possono essere considerati come tali, quindi conto corrente, vi faccio un esempio tipico, che poi è quello che dà tutti i problemi dal punto di vista fiscale, del monitoraggio fiscale, cioè immobili all'estero, conti correnti all'estero. Viceversa, il soggetto non fiscalmente residente in Italia, che ha immobili o altri beni che sono qualificabili come italiani, quindi conto corrente, non paga su tutto il patrimonio che ha in giro per il mondo, paga solo per quello che ha in Italia. Cosa che può succedergli anche, ripeto, dove è fiscalmente residente dall'altra parte, per lo stesso principio che applichiamo noi. Allora, questo è un problema di doppia imposizione. Allora, l'Italia ha stipulato, adesso scusate, sorrido perché la gente si preoccupa molto di quanto paga in Italia e purtroppo vi dico che in molti paesi della Comunità Europea, alcuni magari l'hanno anche soppressa l'imposta di successione, mi sembra l'Austria o qualcun altro, ma in Francia per esempio le aliquote sono altissime. Anche la Germania, l'Inghilterra ha delle esenzioni molto basse, la Spagna dipende dalle comunità ma applicano delle imposte molto alte. Vi dico che mi sembra, adesso non ho fatto tempo a approfondire, ma da quello che l'ultima volta che ho visto una successione francese, a parte il coniuge che è estraneo al pagamento di imposte, si arriva addirittura ad aliquote quasi al 50% dei beni. Okay? Quindi l'Italia ha sottoscritto 7 convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni per l'imposta di successione. Danimarca, Francia, che a me risulta quella più interessante, Regno Unito, Grecia, Israele, Stati Uniti d'America e Svezia. Allora, vi dico come funzionano queste. Sono due modelli, sono sostanzialmente due modelli. Un modello di queste convenzioni funziona così. Hai un bene all'estero, sei fiscalmente residente in Italia, se anche la norma italiana ti dice che dovresti tassare anche quello, io ti dico, guarda, se c'è questa convenzione, paghi solo lì. Allora, detto tra me e voi, non so se sono sempre così contenta che sia questo, però almeno non paghi 2 volte, uno pensa, poi vi spiego perché non è sempre così conveniente. Un'altra struttura di queste convenzioni è questa, di dire ok, allora guarda, facciamo che tu paghi di qua i beni che hai di qua, poi se sei fiscalmente residente in Italia ti detrai quello che hai pagato di qua. Va bene. Anche qui il problema qual è? E noi l'abbiamo visto, che se tu di là paghi il triplo, cioè tu ti detrai fino a concorrenza, adesso io almeno mi sono trovata in questo caso fino a concorrenza di quello che tu puoi pagare in Italia. Allora vi faccio l'esempio tipico, immobile all'estero, ci stava nella franchigia, di là pagava e giustamente il notaio mi ha detto io non ti posso detrarre nulla, ok? Vabbè, è tutto perfettibile, anche queste che sono convenzioni molto vecchie, veramente molto vecchie, alcune sono state sottoscritte, scusate, addirittura negli anni 50, quindi insomma è cambiato il mondo. Dopodiché c'è una norma generale sul decreto legislativo del 90 che viene richiamato anche, insomma è ancora in vigore, che ci dice un'altra cosa. Guarda, anche quando non ci sono convenzioni stai sereno perché paghi di là, paghi di qua, se devi pagare di là perché poi dipende dalla normativa e non sono tutte uguali. Dopodiché io ti riconosco un credito d'imposta che, detto tra me e voi, ma non è mai capitato di vederlo, però magari il notaio sì, o non ho mai visto, però per carità. Ecco, detto ciò, abbiamo detto l'ambito, scusate perché devo coordinarmi, l'ambito soggettivo, eredi, legatari. Allora, gli eredi sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta complessivamente dovuto dagli essi stessi e dai legatari. I legatari sono obbligati al pagamento dell'imposta relativa al singolo legato ricevuto e non oltre. Allora, mi rifaccio al discorso che faceva prima il notaio, attenzione perché almeno io le
i litigi che ho visto più spesso sono quelli: no testamento, comunione ereditaria, patrimonio importante, eredi solidalmente obbligati, e quando si tratta di, scusate il termine, di tirare fuori i soldi, perché sono patrimoni che vanno ben oltre il 1.000.000 € e stiamo parlando di cifre magari anche importanti, è un problema, perché il caso tipico, adesso non so, almeno a me è capitato questo, il caso tipico è quando cadono in successione, anche su una successione, vi faccio un esempio, da una cinquantina di milioni di euro, non avete liquidità dentro, avete aziende, immobili, quindi cash, poi bisogna, cioè viene liquidata dall'Agenzia delle Entrate su base di una dichiarazione che viene presentata, quindi bisogna pensare anche che bisogna farsi i conti prima e capire quanto bisogna pagare. Questa è una disquisizione che si fa sempre, perché sì, ok, ho ereditato 50 milioni, ma mattoni piuttosto che aziende, bisogna capire poi come pagare questi soldi. So che è banale, però vi assicuro che no, non è che non è così, per carità, è che quando si tratta di tirare fuori i soldi in una comunione ereditaria, a me è capitato che cominci a vedere un po', insomma, ma allora potevamo dividercela prima, ma allora la casa ce l'abbiamo in comune, ma perché devo pagare io, eccetera. Allora, vediamo se sono andata avanti, scusate. No, sono andata troppo avanti. Eccola qua. Allora, come dicevamo, questa è una tabella molto sintetica di come funziona. Coniuge, 1 milione di euro di franchigia. Oltre alla franchigia si paga il 4%. Insomma, il milione è anche già una cifra abbastanza considerata, almeno. Parente linea retta, 1 milione di euro, 4%. Fratello e sorella hanno una franchigia di 100.000 euro, quindi 6% oltre la franchigia. Tutti questi parenti, affini, eccetera, quindi altro parente fino al 4° grado, affine linea retta collaterale fino al 3° grado, pagano il 6%, non hanno franchigia. Quindi mi rifaccio ai concetti che hanno già detto loro, quindi magari vado via veloce su alcune slide, perché questi sono concetti importanti, cioè bisogna definire chi concorre a questa successione, è fondamentale, perché se oltre questi, cioè se si va oltre a questo grado di parentela, si è sempre nell'ambito successorio, ma si paga l'8% che è il massimo che è previsto oggi dalla nostra disciplina fiscale italiana. Quindi, per carità, adesso non voglio vado avanti un po' veloce qui, vediamo, scusate, mi metto così che così capisco meglio, vabbè. Padre, figlio, nonno, parenti in linea retta, i gradi di parentela li hanno già parlato loro, quindi esempio, la cosa più facile è la linea retta tipica, nonno, padre, defunto e figlio, benissimo, e questi hanno la franchigia il 4%. Vado avanti. Definire il grado di parentela fino al 4° grado, ve l'hanno anche già spiegato loro, per cui sinceramente ok. Questo è importante però per capire se sto entro o oltre il 6%, cioè sono nella categoria che paga il 6 o sono nella categoria che paga l'8%. Allora, a parte, adesso è poco poetico, però alla fine possono esserci delle differenze fondamentali nelle questioni di soldi. Quindi qua vi ho fatto delle tabelle, vabbè, insomma, parentela in linea collaterale, nonno, bisnonno, prozio. Mi chiedo in questi casi se ci sia, ecco, sempre il convivente qua non c'entra, siamo sempre, non me ne faccio una, ma neanche il di fatto, no, niente? Vabbè, ok. Allora, e questi sono gli affinità, e l'affinità è tutta la parte, come diceva il notaio, siamo dalla parte del marito piuttosto che della moglie a seconda dei casi, altro tema delicatissimo. Quindi sono cognata, suocero, suocera, eccetera, eccetera. E questi, vabbè, e qua anche qui è importante capire fino a che grado, perché si cambia di aliquota. Dopo, vabbè, insomma,
volevo dire? Ecco, adesso entriamo in questioni un po' più, diciamo che sono un po' più fiscali, prettamente fiscali, perché devo dire la verità, la parte di definizione dell'asse, dei partecipanti all'asse è sempre molto delicata e normalmente noi fiscalisti la decidiamo assieme a un avvocato piuttosto che a un notaio, cioè delineiamo un attimo la panoramica di quelli che sono i soggetti che intervengono nella successione, stabiliamo un po' il quadro generale, poi però nella valutazione bisogna tener conto di questo genere di considerazioni. Allora, vi ho fatto gli esempi più tipici: immobili, aziende, quote societarie, titoli quotati e crediti. Immobili, la norma dice valore venale, cioè come si valuta la base imponibile. Il valore venale vuol dire tutto e niente, è quello che si utilizza anche per capirci quando dovete andare a vendere un immobile. Vi chiedono valore venale in comune commercio, adesso non voglio togliere il mestiere del notaio, cioè, in realtà la norma ci lascia la possibilità di operare una valutazione automatica, quindi di applicare un valore catastale che normalmente è abbastanza più basso del valore venale, quindi questo in qualche modo facilita la tassazione del passaggio degli immobili. Ne parlo meglio dopo sugli immobili, perché vi faccio vedere un attimo come funziona il valore catastale. L'azienda con inventario, attività e passività in esse indicate, senza inventario valori reali, è sempre escluso l'avviamento, perché l'avviamento è considerato non tangible, cioè non è un valore vero. In realtà poi lo potrà realizzare chi succede nell'azienda se è bravo, però non è immediatamente realizzabile, salvo una successiva vendita dell'azienda ereditata, ma è difficilmente valutabile in questa fase. Le quote societarie, bilancio, inventario, valori di bilancio. In assenza di bilancio intendo società che non sono obbligate a redigere un bilancio di esercizio, sono società di persone normalmente, valori reali, sempre escluso l'avviamento. Titoli e quote quotati in borsa, media dei prezzi di compenso, prezzi fatti nell'ultimo trimestre all'apertura della successione maggiorata dei dietimi e degli interessi, i crediti fruttiferi con gli interessi maturati, infruttiferi al valore attuale al saggio legale di interesse, che oggi vorrei ricordare il 5%, che è una follia. Scusate, ma prima era lo 0, adesso siamo passati, ecco. Allora, immobili, questa è una tabella che vi ho riportato perché per me è un po' molto utile, me la tengo magari spesso, perché dice RD sta per rendita catastale. A seconda delle tipologie c'è rendita catastale moltiplicata, rivalutata per 1,25, 1,05 a seconda delle tipologie. Vi dico prima casa 1,05, coefficiente 110. Questo vi dà il valore che entra in successione, la base imponibile. Anche se non riguarda strettamente l'imposta di successione, io ricordo sempre a tutti che se si va a trasferire un immobile che non è prima casa, si pagano le imposte ipotecarie catastali del 2+1. Molte volte la gente se lo dimentica, soprattutto se ci sono patrimoni immobiliari molto importanti. Questa imposta, vi ricordo, non ha franchigie. Okay? 1 milione di euro si pagano il 3%, quindi anche questo è un elemento da tenere in considerazione. Perlomeno ho visto persone che l'hanno scoperto un po' troppo tardi e avevano pensato, anche se, ecco, detto tra me e voi, io ho sempre considerato che se il patrimonio immobiliare sta comunque nella franchigia, farlo cadere in successione comunque, e se stiamo parlando di un passaggio a un coniuge che ha una franchigia di 1 milione piuttosto che al figlio, il passaggio comunque costa meno, perché se si andasse a vendere comunque un pochettino di più costerebbe forse di imposta di registro. La prima casa, scusate, sono tornata indietro, ma vediamo se riesco ad andare. Oh, no. Oh, scusate. Ecco. La prima casa ipotecaria catastale paga 200 euro, almeno quello, insomma, quindi
diciamo che ci potrebbe essere il caso, niente, non ho, scusate, oh. Aspetta, non so se ho spento, ecco, eccolo qua. Allora, questa è una questione tecnica, come funziona? Funziona che si fa, come viene liquidata questa imposta? Non è che uno si sogna, cioè deve fare una dichiarazione che viene presentata telematicamente, come tutte le dichiarazioni ormai fiscali da tempo, obbligatoriamente dal 1° di gennaio 2019, entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che insomma è la data del decesso, viene liquidata dall'Agenzia delle Entrate. Allora, ci sono dei casi di esenzione, sono casistiche molto residuali normalmente, cioè quando sostanzialmente non ci sono immobili, c'è una franchigia molto bassa e stiamo parlando di beni che passano a figli e coniuge. Però questo è un adempimento che va fatto e che io ho visto anche molta gente che se lo dimentica, devo dire la verità. Ecco, una considerazione che vi faccio, ma questa è per un'esperienza che ho avuto in passato da questo punto di vista, è ci sono tanti modi, so che pare brutto dirlo, anche di prepararsi. Uno è appunto strutturare un testamento, un altro è valutare gli impatti fiscali di questo testamento, soprattutto se si hanno molti beni, magari anche collocati all'estero, bisogna pensarci un attimo in maniera secondo me un po' prima, per carità, ecco, perché non è che si possa pianificare, cioè per carità, però perlomeno bisogna dare la possibilità a chi erediterà di essere pronto anche dal punto di vista finanziario a sobbarcarsi un onere che potrebbe essere in alcuni casi veramente importante. Ecco, io mi taccio. Sì. Sì, io sto in piedi, buonasera a tutti, sono Roberta Sgreva, sono consulente finanziario, ma ci conosciamo. Allora, io introduco sempre la mia professione dicendo che allora, io mi occupo di patrimoni finanziari e dico sempre che un patrimonio in equilibrio, quando il patrimonio è in equilibrio, una famiglia e le persone sono serene, ma credo che proprio l'argomento di questa sera sia proprio emblematico da questo punto di vista, perché davvero vi posso dire che le liti maggiori che io vedo tra clienti riguardano proprio l'eredità e credo di dire una cosa abbastanza vera quando affermo che magari io nel mio lavoro vedo tutti, no? Anche prima che comincino a pensare che devono in qualche maniera programmare. Magari dal notaio ci vanno se hanno già maturato l'idea di doverci pensare. In banca invece ci vanno sempre, per cui mi sento molto responsabile da questo punto di vista di sollevare il problema sempre con le dovute maniere, perché è un argomento, vi assicuro, che in Italia non è visto di buon occhio, no? Però ecco, devo dire che le liti maggiori le vedo per questo motivo. Fresca, l'altro giorno viene un cliente, ho clienti lui e anche la sorella separatamente, li conosco da anni, e mi dice: come sta mia sorella? L'ha vista? Ma io dico sì, l'ho vista, sapevo che andavano d'accordo, tutto bene. No, dice, non ci siamo più parlati da quando abbiamo dovuto dividerci la casa al mare e in montagna che mio padre ci aveva lasciato in comunione ereditaria, mi aggancio a quello che è stato detto dalle professioniste fino adesso, è tutto bello finché è tenuto là. Poi quando è il momento di venderla non mi è piaciuto come mia sorella ha valutato la casa, non si guardano più. Ma anche per 1.000 euro io vi assicuro che ho visto litigi, ma a ferro e fuoco, anche per veramente poche migliaia di euro. Quindi è veramente un argomento estremamente delicato. Quindi stasera vi parlerò di come evitare dal punto di vista finanziario, naturalmente, futuri dissapori tra eredi. E a costo di essere noiosa, vi dico che la prima cosa è la consapevolezza. Cioè questa benedetta consapevolezza che tiro sempre fuori, però è così di fatto. Cioè la prima cosa che dobbiamo fare è renderci conto che dobbiamo pensarci. E già lì è tanta roba. Perché equivale a pensare ad un momento che nessuno vorrebbe affrontare, no? Perché psicologicamente ci sentiamo immortali, no?
E invece è una cosa che va affrontata. Perché di fatto io non credo che tutte quelle liti che avvengono, i genitori si rendessero conto che non programmando i figli non andavano d'accordo. Non so se sono riuscita a spiegarmi, perché vi dico anche questa. Giorni fa ho visto un cliente, grande patrimonio, liquido e immobiliare, 3 figli minori, 2 minori e uno maggiorenne, lui è divorziato, aziende, immobili, messi a reddito, liquidità. Io non riesco a fargli pensare che deve in qualche maniera pianificare, anche se è giovane, perché può succedere, perché dice i miei figli non litigheranno mai. È sempre così, sono i figli degli altri che litigano, invece dopo li vediamo come sono. Allora, io stasera di cosa voglio parlarvi? Di cosa succede in banca quando muore l'intestatario di un conto corrente, quindi l'iter che avviene in banca, e di qualche strumento dal punto di vista finanziario che può affiancare un'adeguata pianificazione, che può affiancare un testamento, ad esempio. Allora, cosa succede in banca quando muore l'intestatario di un conto corrente? Banalmente si fa la comunicazione, anche verbale. La banca cosa fa? Blocca immediatamente i conti. Già qui la prima discriminante. Come blocca i conti correnti? Dipende da come sono intestati. Perché se sono intestati esclusivamente al decuius, cioè alla persona deceduta, evidentemente, anche se c'è una delega, la delega decade immediatamente, evidentemente li blocca, perché tutto è intestato alla persona deceduta, quindi viene bloccato. Ecco, cosa si può fare per esempio? Si può, portando la fattura delle esequie, per esempio questo si può fare, vedo che per prassi viene fatto, la banca riconosce, ecco, almeno il pagamento delle esequie lo fa fare, però per il resto è tutto bloccato. Chiede naturalmente un certificato di morte, non basta dirlo perché sennò vado là e dico quello è morto, no, ci vuole il certificato di morte. Cosa fa la banca? Produce immediatamente la certificazione dei beni giacenti. Cos'è la certificazione dei beni giacenti? È proprio una certificazione che serve per la dichiarazione di successione di cui ci ha parlato la commercialista. Perché per fare la dichiarazione di successione io devo quantificare tutti i beni caduti in eredità, che sono beni immobili, possono essere società e tutta la parte finanziaria. Come si fa a quantificarla? La banca rilascia agli eredi, spedisce agli eredi, la certificazione dei beni giacenti. Poi vedremo nella prossima slide che cosa viene riportato in queste certificazioni. Una volta fatto questo, la banca naturalmente chiede anche una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio. O l'atto notorio, che cos'è? È un documento con cui vengono descritti chi sono gli aventi diritto, chi sono gli eredi. Normalmente quando una successione è piccolina, dal punto di vista proprio quantitativo in banca, basta una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio. Altrimenti quando si ha sentore che sia un po' complessa si chiede proprio l'atto notorio. Chiede eventualmente altri documenti, se del caso per esempio l'eventuale verbale di pubblicazione del testamento, se c'è un testamento, chiede un'eventuale autorizzazione del giudice tutelare nel caso gli eredi siano dei minori o degli incapaci per esempio, chiede le istruzioni firmate da tutti gli aventi diritto e chiede la dichiarazione di successione effettuata, cioè la banca non liquida se non è stata effettuata la dichiarazione di successione, cioè la banca è responsabile di verificare se le tasse di successione sono state pagate o comunque, anche nel caso non sia necessaria la dichiarazione di successione, chiede una dichiarazione con cui gli eredi dichiarano, scusate il giro di parole, che non era necessaria questa dichiarazione di successione. Comunque la banca verifica questo. Finché non viene fatta la dichiarazione di successione la banca non liquida. Una volta espletato tutto questo iter, la banca liquida gli eredi secondo le quote di spettanza e secondo le istruzioni che ha ricevuto. Se sono titoli può trasferire parte dei titoli, i saldi dei conti vengono liquidati in base alle disposizioni. Questo è l'iter che viene seguito. Cosa succede quando invece il conto è cointestato? Beh,
tutto questo iter riguarda la parte del decuius. È intestato a 2 persone, si presume che il 50% della persona che è ancora in vita sia suo, quindi si liquida immediatamente, si libera. E questo iter è seguito solo per la metà, ok? Sono intestate a 3 persone solo per 1/3, quindi primo corollario, è importante come si intestano i conti correnti, non è banale, perché spesso mi capitano, è capitato proprio giorni fa, un cliente che ha 2 figli, viene da me e mi dice: guardi, io vorrei cointestare tutto con mia figlia perché vado più d'accordo con lei e vorrei, ma attenzione, non è banale, perché si presume, cioè all'atto poi che a lei dovesse succedere qualcosa, metà è della figlia, creando grossi problemi con l'altro figlio, lesione delle quote di legittima, quindi non è banale l'intestazione dei conti, primo corollario. Che cosa viene riportato nella certificazione dei beni giacenti che la banca produce? Tutto, saldo, conti e deposito, alla data che viene riportata nel certificato di morte, il valore degli investimenti, a seconda del tipo di investimento, il valore come l'ha descritto la dottoressa prima, le eventuali posizioni debitorie, tutto viene riportato tranne le polizze vita. Le polizze vita sono uno strumento particolare, vale la pena di parlarne perché è uno strumento un po' abusato in banca per questo motivo e mi fa piacere questa sera avere occasione di parlarne. Le polizze vita proprio non rientrano, cioè proprio come se non esistessero nella certificazione. Quindi cosa impariamo da questo? Che le polizze vita sono esenti dalle tasse di successione, cioè non rientrano nella massa che concorre al calcolo delle tasse di successione. Ma perché questa cosa delle polizze vita? Allora, intanto ricordiamoci che cos'è una polizza vita. È un contratto con cui un contraente, che spesso è anche l'assicurato, stabilisce che alla sua morte, ve la faccio proprio semplice, queste sono le polizze finanziarie, ok? Stabilisce che alla sua morte la somma maturata fino a quel momento andrà al beneficiario designato in polizza, ok? Ecco, queste somme non rientrano nell'asse ereditario, non pagano tasse di successione. Perché? Perché per una, come dire, è un cavillo, diciamo, no? Perché si dice che il beneficiario acquisisce il diritto di ricevere la somma iure proprio, cioè in virtù del contratto, non in quanto erede. Ecco, quindi è in virtù del contratto, quindi lui di fatto non è erede, lui è beneficiario di un contratto. Quindi la polizza è esente da tasse di successione e non rientra nell'asse ereditario, proprio un fantasma. Vabbè, abbiamo trovato la soluzione ai nostri problemi, allora mettiamo tutto in polizza e quindi è ben risolto. Ecco, non è possibile fare questo, nemmeno con le polizze si possono ledere le quote di legittima. Ecco, questo ci tenevo a dirlo perché spesso si usa questo argomento per poter fare polizze, attenzione perché le polizze sono molto care. Sono strumenti bellissimi, ma vanno fatti cum grano salis, quando servono. Quando servono, per esempio? Beh, siccome hanno delle particolarità, che per esempio il beneficiario della polizza è coperto da privacy. Allora, quando è bello, quando è utile accompagnare ad altri strumenti successori la polizza? Beh, per esempio per liberare la quota disponibile. Abbiamo visto prima che a seconda della composizione della famiglia, sempre c'è una quota disponibile, sempre, piccola o grande, e tanto più grande quanti meno legittimari ci sono evidentemente, no? Ecco, come faccio io a liberare quella quota? Supponiamo che io ho 100.000 euro di valore disponibile, come la libero? O faccio testamento, giustamente, oppure se è liquida questa, posso farlo attraverso una polizza. Perché dovrei farlo? Qual è la discriminante? Beh, se lo faccio con la polizza non ci pago le tasse di successione e potrebbe essere utile quando non desidero far sapere agli altri chi è il beneficiario di questa quota disponibile, perché è coperto da privacy. Se io lo inserisco in testamento è pubblico, magari io voglio bene ai miei figli, però una quota di disponibile la voglio lasciare a un mio nipote che però non è simpatico ai miei figli, io non voglio che poi litighino un domani, allora cosa faccio? Una polizza
cerco di calcolare bene qual è la quota disponibile, ecco che allora non creo dissapore. Ecco, se usata con intelligenza, io credo che la polizza sia uno strumento molto valido. Quando è che lo propongo io anche? Io ho tantissime coppie di conviventi, agganciandomi alle domande di prima, con figli, e il matrimonio non è che va più tanto di moda, quindi però non si pensa a queste cose. Spesso ho proprio un caso in cui la compagna ha lasciato il lavoro perché per seguire il figlio, e allora io mi sento in dovere di sensibilizzare da questo punto di vista. Dico, guardi che se, dico al compagno, se lei viene a mancare, la signora non viene. Sì, il figlio è tutelato, ma la signora no. Ecco, in quel caso abbiamo fatto una polizza, la quota disponibile è il 50%, quindi dico, va bene, allora magari gli dico, faccia testamento, la polizza la fanno, la capiscono, sbuffano un po', ma insomma la fanno, con tanti ringraziamenti, devo dire, da parte delle donne. Ecco. È un ottimo strumento se usato con intelligenza. Un altro tipo di polizza che secondo me viene poco usato è la temporanea caso morte, che è un'altra polizza, non è una polizza finanziaria del tipo ho 50.000 euro, li metto dentro la polizza e alla scadenza ho i miei 50.000 euro. È una polizza di rischio morte, cioè a fronte di una piccola somma versata riconosco al beneficiario della polizza una grande somma. È proprio una polizza caso morte. Sono quelle che agganciamo ai mutui, per intenderci, no? Ecco. Sono valide dal punto di vista successorio quando, per esempio, per accrescere la quota di un erede magari. Ho una casa al mare e una in montagna e ho 2 figli, ma magari la casa al mare è un monolocale, la casa in montagna è una baita che vale 4 volte di più. Beh, magari posso accrescere, posso dividere, magari ho 2 figli. A uno lascio la casa in montagna che vale di più, all'altro lascio la casa al mare, ma non equivale come valore e non ho nemmeno soldi per compensarlo. Ecco che con una polizza temporanea a caso morte, versando dei premi ogni anno, piccoli premi, credetemi, cioè se la faccio da giovane sono poche centinaia di euro, per avere anche 100-200.000 euro di indennizzo a fronte della morte. Ecco, è un ottimo caso questo di utilizzo della temporanea caso morte. Un altro utilizzo molto intelligente è quando ci sono delle successioni con tantissimi immobili, dove ci sono tante tasse, magari sono immobili invendibili, ecco che con una temporanea caso morte creo provvista per pagare le tasse quando è il momento. Ecco, potrebbe essere un altro uso intelligente. Ecco, quindi ci sono strumenti che, se conosciuti e creano veramente, coadiuvano, no? Una buona pianificazione successoria. Attenzione però, ecco, una cosa ci tengo a dire, a non fare soluzioni artigianali, no? Le famose soluzioni artigianali. No? Allora, mi ricordo che avevo una signora molto anziana, era un ex preside di una scuola, non aveva avuto figli, non era mai sposata, eccetera, aveva 3 nipoti. Mi diceva, io di questi 3, quindi non aveva legittimari. Attenzione, anche in questo caso è ottima la polizza. Quando non ci sono legittimari, quindi non ledo nessuno, posso fare quello che voglio. Cosa mi ha detto lei quella volta? Mi ha detto, guarda, facciamo così, io ho 3 nipoti, voglio beneficiarne uno, ma non voglio che litighino, allora facciamo così, cointestiamo tutto con un nipote. No, un classico. Attenzione a fare queste cose, perché esiste l'anagrafe in seno all'Agenzia delle Entrate, l'anagrafe dei rapporti finanziari. Sapete che le banche devono comunicare i saldi a inizio anno, i saldi a fine anno per codice fiscale, i saldi medi. Cosa può succedere? Magari uno dei nipoti è uno studente, no? Si trova che aveva 10.000 euro a inizio anno, a fine anno ne ha 200.000 ed è uno studente. Beh, l'Agenzia delle Entrate potrebbe chiedere conto di questo aumento, accrescimento di ricchezza, come dire, ingiustificato. Perché, ok, e chiedere da dove vengono questi soldi. Beh, è una donazione di mia zia. Bene, la donazione si fa con atto pubblico e si pagano le tasse. Quindi le soluzioni artigianali bisogna stare molto attenti, perché ci piacciono molto, però poi creano molti problemi. Okay? Quindi attenzione a fare le cose così, di iniziativa. Vi do, per concludere, alcune, secondo me, indicazioni che sono valide universalmente. Primo, verificare la puntuale intestazione dei rapporti bancari e finanziari, la puntuale
in virtù del discorso che vi ho detto prima. Quindi distinguere tra cointestazione e delega. Operare con regolarità una mappatura patrimoniale per il discorso che si diceva prima, perché il patrimonio è una cosa che cambia di valore continuamente, per cui è vero, si fanno 3000 testamenti perché non si riesce a star dietro. Non si può stare dietro, la perfezione non esiste, però ogni tanto è bene rivedere e fare una mappatura. Comprendere e affiancarsi ai professionisti per capire a chi va che cosa. Individuare eventuali soggetti deboli da tutelare e non ricorrere mai a soluzioni artigianali. Grazie. Eccoci qua. Allora, intanto ringrazio tutte le nostre relatrici, penso che siano state interessanti anche per voi e varie. Ringrazio voi, vi auguro una buona e serena Pasqua e vi ricordo che abbiamo l'ultimo incontro il 4 maggio su Coraggio. Grazie a tutte, buona Pasqua.